La Corte di Cassazione ha confermato ieri sera la sentenza di condanna ad 8 anni di reclusione nei confronti di Alessandro Olivo, 32 anni, disoccupato di Selia Marina, ritenuto colpevole dell'omicidio di un 72enne, Santo Scumace, ucciso a coltellate il 22 luglio del 2009. La Corte ha riconosciuto al giovane imputato di aver agito in uno stato di esasperazione dovuto ai modi brutali con cui Scumace avrebbe trattato sua moglie, donna marocchina, di cui Olivo era innamorato. La Regione Calabria e 14 comuni calabresi hanno sottoscritto una convenzione per la ristrutturazione ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati. In tutto 25 i progetti per un totale di circa 8 milioni di euro. I 14 comuni destinatari dei finanziamenti sono Africo, Ardore, Siderno, Careri, Villa San Giovanni, Sinopoli, Isola Caporizzuto, Cutro, Cirò, Nicotera, Gioia Tauro, Bianco, Rosarno e Santo Stefano in Aspromonte. Si tratta di interventi previsti dal progetto integrato di sviluppo regionale beni confiscati alla criminalità organizzata. Manifestazione pubblica sulla sanità crotonese stamattina organizzata dal gruppo consigliare dell'IDV della Calabria. 10.000 cittadini di Crotone hanno firmato la petizione contro la dequalificazione dell'ospedale proposta da IDV. Presenti anche i precari dell'ASP e alcuni dializzati, i più penalizzati dal riordino dei reparti ospedalieri. All'incontro ha preso parte tra gli altri il capogruppo di IDV in Consiglio regionale Emilio De Masi. È iniziata ieri a Cosenza la quinta edizione delle Strade del Paesaggio, festival che quest'anno è dedicato alla storica figura di Annibale. Si tratta di un'iniziativa che si è svolta tra workshop e presenze anche illustri, tra le quali Max Frezzato. Personaggio clou di questa edizione, Astarte, il cane corso di Annibale, nato dalla matita del noto fumettista Andrea Pazienza, le cui tavole sono state raccolte dalla moglie Marina Comandini, che è anche curatrice della mostra.